Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. Hai visto La dolce vita di Fellini? No. Conosci la canzone Anna e Marco di Lucio Dalla? L'hai mai sentita? Sì, l'ho sentita. Hai un'attrice di riferimento che magari ti aiuta, diciamo, nella recitazione, se volessi fare l'attrice? Angelina Jolie. Un classico. Il mito. 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me voglio dimenticare. Bellezze Venete 2016, spigliate, eleganti, ironiche, sexy e sorridenti. Le ragazze scelte per il primo casting del prossimo calendario si sono date appuntamento al padiglione Acque, collaterale di Expo a Marghera Venezia, dalle meraviglie degli abissi alle cucine del mondo. La voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore. La selezione organizzata da Paolo Braghetto continua fino alla vera e propria realizzazione dei 12 scatti mensili per l'anno in arrivo. Questa sera per la prima volta in terra veneziana facciamo il casting ufficiale per il calendario Bellezze Venete 2016. Il primo appunto che facciamo ormai, come si può dire, in laguna, perché siamo prossimi, c'è anche il tram adesso, e tante ragazze veneziane, portate anche dei fotografi locali che ringrazio, e tante bellezze nuove che fanno le foto per la prima volta. Appunto questa è un'operazione anche di talent scouting, siamo alla ricerca sempre di volti nuovi, ragazze che si mettono in gioco appunto anche la prima esperienza e che potranno diventare, se superano chiaramente la selezione, un mese del nuovo calendario appunto Bellezza Venete 2016, che come sempre, anche per questa 10ª edizione, avrà uno scopo benefico. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Musica farai? The House. Raccontaci questa console. Ho comprato una console compatta, anche se sono un po' contraria, dato che ho iniziato a suonare con i vinili. E dopo ho passato ai CDJ e non volevo le console compatte, però ho dovuto comprarla perché evidentemente per spostarsi è comoda. Perciò oggi ho portato la console compatta della Pioneer, quindi è un marchio abbastanza conosciuto, di notevole qualità. Matto! Quello è proprio matto perché forse non sa che possa averne una. Ciao, sono Giorgia. In molti forse si ricordano di me perché io sono Bellezza Veneta 2015. Ho voluto partecipare lo stesso al casting per il 2016 perché ho voluto rivedere un po' di persone, salutarle, farmi una bella serata in compagnia. Poi chissà, magari anche quest'anno sarò dei vostri. Da questa serata mi aspetto semplicemente di divertirmi, di conoscere magari persone nuove anche quest'anno. Quando eri piccola, cosa... Come è stata la tua infanzia, bella? La mia infanzia? Sì. Come ti chiami? Non posso lamentarmi, Michela. È la prima volta che faccio un casting così e sono tanto emozionata, un po' agitata e speriamo bene. Ho suonato per 14 anni il pianoforte, è da un po' che ho smesso, però penso di ricominciare. Diciamo che un sogno nel cassetto mio sarebbe diventare qualcuno un domani, essere un esempio per le future donne. Mai detto a nessuno? Forse quello di entrare nel mondo del cinema, voglio crederci. Una per la sera, però quel matto mi conosce. Qual è una canzone preferita? Molte canzoni, sempre Tech House. Una delle mie preferite è Sky and Sandy, Paul Kalkbrenner, che è un DJ molto conosciuto. Però non ho cantanti preferiti. Azzurro di Celentano, la conosci? Sì. Ti piace? No, è la canzone preferita di mio padre. Cosa vera. Come ti sembra la serata? Bellissima. Stai divertendo? Sì, molto. Qual è il tuo sogno? Diventare modello, fotomodello o attrice. Attrice, qual è la tua attrice preferita? Black Lively. Però io muoio per te. Però io muoio per te.
gabo da da da.